abbiamo fatto questi sassi per ringraziare quelli che dopo il terremoto sono venuti ad aiutarci. Dopo il terremoto non abbiamo potuto fare altri regali perché le nostre case erano cadute e non potevamo insomma la possibilità. Avete scelto i sassi, no? Lei ha detto perché non avevate altri regali. Che cosa rappresentano per voi i sassi? Un segno delle case che erano prima su in Gemona. Vittorio invece ha disegnato le rondini. Che cosa hai scritto sotto quel sasso, Vittorio? Silis non sbandona. Spiega un po' che cosa vuol dire. Sì, le rondini ci abbandonano. Perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona quest'anno? Sì, sono venute ma non hanno trovato i nidi che le case sono cadute. E che cosa speri per il prossimo anno? Del prossimo anno che ritornano tutte le rondini qui, che ritrovano anche loro le case che ricostruite.